Allora, ci troviamo con la consigliera comunale Irina Drigo del gruppo centrosinistra Più Avanti Insieme, gruppo che appartiene alla opposizione. Appena conclusa adesso la quinta commissione in cui è stata, possiamo dire, illustrato il progetto di una rotatoria che dovrà sorgere praticamente in Borgo San Giovanni, al posto dell'incrocio, per intenderci, tra le vie Zappetti, Fondaco, Manin, Bon e Borgo San Giovanni. Quale idea si è fatta lei dopo l'illustrazione di questo progetto? Ormai le cose sono chiare per l'amministrazione e questa rotonda nasce dal peccato originale, che è quello, secondo il nostro parere, che è quello dell'apertura definitiva del traffico in centro storico per le auto e quindi la riapertura della zona che da anni ormai era pedonalizzata, sto parlando di Borgo San Giovanni. Quella rotonda dovrebbe andare a risolvere parzialmente i disagi che riguardano il traffico, visto e considerato che in quelle vie confluiscono numerose vie provinciali, strade provinciali che sono molto trafficate nel nostro territorio. In più c'è la via che porta all'ospedale e quindi c'è un elevato traffico di mezzi di soccorso e oggettivamente di problemi se ne sono creati con l'apertura del centro storico e con la modifica anche della viabilità nella zona di Sant'Agnese. Noi ovviamente non siamo favorevoli a questo intervento, l'intervento poi tra l'altro... Scusa ti interrompo, certo. Quindi è presumibile che nel prossimo Consiglio Comunale in cui verrà portata questa questione il vostro gruppo voterà contro? Sì, assolutamente sì, posso anticipare questa cosa. Noi voteremo contro, come abbiamo votato contro alla modifica del piano urbano del traffico proprio qui in centro storico, e di conseguenza voteremo contro anche a questa variante. Oltretutto questa variante viene realizzata con dei finanziamenti che erano previsti per la riqualifica del centro storico sulla base di un progetto che vedeva la nascita di un'area commerciale e di un piano appunto turistico commerciale che secondo noi viene completamente smantellato. Prima è stato smantellato dalla modifica del piano urbano del traffico e adesso continua ad essere smantellato perché fondi che la Regione aveva stanziato per progetti di innovazione vengono invece utilizzati facendo scelte che sono quantomeno retrograde, diciamo così, ecco. Quindi per noi questo è un intervento e la conseguenza di scelte che non condividiamo, ed è un intervento che andrà a pesare nelle casse pubbliche non ottenendo l'obiettivo per i quali erano finalizzati questi soldi. Ultime due cose, diciamo anche quanti soldi sono in ballo per quest'opera all'incirca? C'è un finanziamento di 100.000 euro da parte della Regione ed è un cofinanziamento, quindi anche l'amministrazione ci mette una parte di questi soldi. Anche su questo nel bilancio e nel piano triennale delle opere pubbliche erano previsti finanziamenti diversi. In commissione abbiamo capito da dichiarazioni dell'assessore Morsanuto che questi finanziamenti non sono certi e che quindi l'amministrazione ha dovuto fare delle variazioni a bilancio per poter realizzare quest'opera e l'opera di realizzazione della piazza Marconi, quindi andremo a verificare anche queste cose e in Consiglio Comunale ovviamente dibatteremo ampiamente su questo. L'ultima cosa, lei ha chiesto appunto all'assessore giustamente la tempistica di quando inizierà questa rotatoria. Il tecnico ha risposto che i lavori dovrebbero incominciare con l'inizio del prossimo anno e anche su questo io mi riservo insieme al mio gruppo consigliare di fare delle verifiche per capire se oggettivamente queste tempistiche rispettano le regole che ci sono state date dalla Regione quando il progetto è partito
molto tempo fa. Sì, perché c'è anche una questione legata a, se non ho capito male, a un contributo regionale di 100.000 euro che verrebbe perduto se non viene speso, dimostrato che è speso entro fine di quest'anno. Esattamente. A quanto pare loro dichiarano di avere delle proroghe su questo e quindi verificheremo anche questo per essere certi che l'iter sia stato rispettato come si deve.